Professore, a lei aspettavo, si accomodi. Grazie. Cioè, mi faccia capire, lei arriva, si accomoda, si siede, mi dice di sedere, cioè, ma è a casa sua lei, mi scusi? No, se c'è la porta aperta. Se la porta è aperta non significa che lei può fare quello che vuole, abbia pazienza. Ma no, mi dice la porta aperta, può entrare dal professore La Parola, uno non è La aperto, parola, io mi chiamo La Parola, io ho l'accento Accento, sulla no, La Parola. ora me lo ricordo. Ah, cosa vuole? Allora, praticamente ho parlato con il nostro portiniere Giovanni, Ecco, sempre. perché mi hanno preso per fare una cosa nel teatro, a tipo attore, no? Nel teatro. Adesso a fare, Io sa recitare. ho fatto teatro. Lei ha fatto teatro? Sì. E dove? Allo Stabile. Lei ha fatto teatro? E con chi? Con Scusi. Mastro Peppe. Mastro Sì, Peppe. sì, Mastro Peppe. E cosa avete fatto? Lui si occupa di fare le tappezzerie delle poltrone dei teatri. E io che ero operaio devo mettere presente il bottone al centro della poltrona quando si risuca la pelle. Là dovevo fare. Lei non è che ha fatto teatro, lei lavorava nella manovalanza per riparare la tappezzeria dei teatri. Il registro l'ha saputo, dice allora queste me le fa lei, ma non tutta la poesia. Devo fare delle pezze di una poesia. Delle pezze, dei versa, brani, questi versi. Versa le versa. I versi. Le versa della poesia. Allora ci ho detto a Giovanni, chi è che mi può dare un aiuto per impararmi a insegnarmi questa cosa? Chi è che mi può dare un aiuto? E lui dice il professore La Parola. La Parola, io mi chiamo La Parola. Oh. E qual è questa poesia? La poesia è quella del, non so se era di venerdì. Quale? Venerdì. Cioè, Il sabato del villaggio, il venerdì. Non lo conosce? E chi non conosce Giacomo Leopardi? Io Sta scherzando? Un grande Giacomo Leopardi, veramente grande. E mi dica, allora, quindi questa parte evidenziata è quella no, evidenziata in giallo, questa che quindi è evidenziata, ovviamente. Quindi lei ha l'incipit di questo? No, l'inizio, perché io l'incomincio. Lei comincia dall'incipit, quindi dall'inizio. Perché lei vede che è scritta in inglese, professore. Chi ha detto che è in inglese? Lei ha detto incipit. Incipit è latino. Ah, provincia di Roma, Latina, sì, ci sono stato. Vabbè, allora io devo... dunque, cominciamo, ci metta, si carichi, ci metta il pathos. Allora, la donzelletta viene dalla campagna in su calar del sole. No, fermi, allora, non ci siamo. Allora. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole. Ah, ecco, ci devo mettere questa alzata, ho capito. È chiaro. Ma il registro non me l'aveva detto. Ma io lo dico io, ripeta. La donzelletta viene dalla campagna in su calar del sole. No, è sul. Allora, è preposizione articolata. Allora, la donzelletta viene dalla campagna in sul, è vero, ecco. in sul calar del sole. Non lo faccia sentire questo sul. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole. E portava. E che cosa portava? Portava un fascio d'erba. Dell'erba. Perché era viziosa? No. Ci piaceva. Perché veniva dalla campagna e aveva un fascio d'erba. Tutti così dicono. E recava in mano che cosa? Un mazzolino. Ah, ecco, un mazzolino di rosa e viola. Un mazzolino di rose e viole. Sono due fiori diversi. Due fiori diversi. Lei però questa donzelletta a me me la deve fare vedere, me la deve fare capire. Io voglio conoscere questa chiamiamo Rosetta, figlia di Giovanni Portinieri. No, lei mi deve fare vivere questa donzelletta viene sul calar del sole. Questo mazzolino di fiori che c'è in mano, lei me lo faccia sentire. Mi faccia capire. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole che portava l'erba con il suo mazzolino di fiori. Che c'entra questa cosa qua? Andiamo avanti, perché qua lei poi ha un altro stop e intanto riede alla sua parca mensa. Sì, perché non era la donzelletta, era sua cugina che era risaputo a tutto il paese che era una parca. Parca, tu ti si può dire parca. Parca mezza di sopra e mezza di sotto. Parca è povera, esigua. È una parca povera, poca, fischiando il zappatore. Esatto. Perché questo zappatore arriva dai campi, fischiando. Ecco. Ora lei questo zappatore. Lo so. Lei me lo faccia sentire. Riede, risiede, quindi però lo devo fare all'interno. Si alza di piedi. Allora, lei mi deve fare sentire, riede, cioè risiede il fischiaggio. Ho detto lo posso fare all'interno. Lo faccia di piedi. Riede, perché lui riede, non risiede, nel senso che lui risiede lì nella casa
e intanto riede fischiando il zappatore. E fa così. Felicissima sera a tutte queste signore incrovattate. Siccome il figlio che voleva non essere zappatore ma era avvocato che si aveva laureato, dice io a zappatore non ci vengo. Allora il padre viene alla guardia e ci fa di nuovo che te e vasami a stimare. Se ne vada e sparisca dalla mia vista. Vada via. No, esatto, Vada via. mi perdono, professore, la meglio parola è quella che non si dice. Parola. Allora si mette d'accordo, io dico parola e lei mi dice parola, io dico parola e lei mi dice parola, professore, mi perdoni.